Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. La morte di Angelo Onorato, la moglie Francesca Donato, ex parlamentare, continua a ribadire il suo no all'ipotesi di suicidio del marito. Il suo intervento nella trasmissione Il Punto dice: aspettiamo decisioni della procura. Si susseguono scarcerazioni e permessi premio ai boss mafiosi. Ignazio Pullarà, ergastolano e autore di omicidi, riconosciuto un detenuto modello, potrà stare a casa per 15 giorni. Rapinatori sfrontati in azione nel Catanese, portano a segno un colpo al bancomat davanti agli abitanti di un'intera via con tanto di saluto al termine. Dicono: ce ne andiamo signora, abbiamo finito. Catania, viaggio fra i disservizi di un quartiere sempre più ai margini. Cittadini esasperati, Librino è solo un serbatoio di voti. Le immagini del progetto del nuovo waterfront di Messina verrà esposto in Cina. Il video in mostra in una delle più importanti fiere per investitori. Calcio, è il giorno di Catania-Messina, l'atteso derby in diretta esclusiva in chiaro su Telecolor. Fra poco in campo anche il Trapani a Giuliano. In Serie B, Palermo all'assalto del Cittadella. Bentrovati, continua a ribadire il suo no all'ipotesi di suicidio del marito avanzata dagli inquirenti, e interviene alla trasmissione Il Punto è Francesca Donato, ex parlamentare e moglie di Angelo Onorato, trovato morto lo scorso maggio a Palermo. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. Non si rassegna la famiglia di Angelo Onorato, l'imprenditore architetto palermitano 55enne trovato morto lo scorso maggio all'interno della propria auto con una fascetta stretta al collo. La pista del gesto estremo, ipotizzata dagli investigatori in base anche alle riprese delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero inquadrato sempre da solo Onorato in quegli ultimi momenti di vita, anche se il SUV risultava parcheggiato in un punto cieco tra due videocamere, non ha mai convinto la moglie Francesca Donato, ex parlamentare, che dagli studi di Telecolor durante la trasmissione Il Punto conferma che si è in attesa di una decisione della procura. Le indagini sono ancora in corso, non ci sono novità ufficiali, c'è il più stretto riservo sulle indagini. A fine mese dovrebbe esserci un provvedimento eventualmente di richiesta di proroga delle indagini preliminari, perché scade il termine dei 6 mesi. Quindi siamo tutti in attesa di vedere cosa deciderà la procura. Secondo i legali, del resto, il dato delle tracce di DNA di Onorato sulle fascette non appare decisivo perché non tiene in considerazione l'ipotesi di un killer che avrebbe utilizzato dei guanti. Accertamenti sono ancora in corso e coperti dal segreto investigativo. Palermo, un uomo di 66 anni, Antonino Cangemi, è morto in viale Regione Siciliana investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada. E nel Ragusano, morto investito da un'auto anche un ciclista di 46 anni, originario del Marocco. L'incidente ieri sera sulla strada statale 115 tra Vittoria e Gela. L'investitore, un uomo di 69 anni, non si è fermato a prestare soccorso, ma si è presentato dopo alla caserma dei Carabinieri, riferendo di non essersi accorto di aver investito il ciclista e accusato di omicidio stradale. Scarcerazioni e permessi premio ai boss mafiosi sanguinari. Ignazio Pullarà, ergastolano, autore di tanti omicidi di mafia, starà a casa per 15 giorni in premio per essere un detenuto modello. Marco Gullà. Curriculum criminale di tutto rispetto, omicidi su omicidi, nessuna collaborazione con la giustizia, eppure in maniera alquanto paradossale molti boss mafiosi riescono ad ottenere permessi premio per tornare a casa qualche giorno. Dopo Paolo Alfano di Brancaccio e Raffaele Galatolo dell'Acquasanta, il permesso premio l'ha ottenuto Ignazio Pullarà, 78 anni, storico reggente del mandamento di Santa Maria di Gesù, condannato all'ergastolo per mafia. Il giudice di sorveglianza di Cuneo gli ha concesso 15 giorni a casa. Anche Pullarà, come i suoi sanguinari colleghi capimafia, è ormai considerato un detenuto modello. L'altro caso che ha fatto alquanto discutere è stata la scarcerazione del boss Giuseppe Corona, 56 anni, che nei giorni scorsi è stato scarcerato per decorrenza dei termini mentre si trovava in carcere al 41 bis. Boss emergente del mandamento di Resuttana e San Lorenzo, e sebbene fosse al regime di carcere duro, Corona è libero, anche se non potrà vivere in Sicilia. Scarcerazioni
e permessi premio che hanno amareggiato soprattutto i familiari delle vittime di mafia. Luciano Traina, fratello di Claudio morto nella strage di Via D'Amelio, dice: ma ne è valsa la pena? Vi chiamano eroi per chi, per cosa? Gli fa eco Salvatore Borsellino, fratello del giudice. In questa stagione si stanno cancellando dei capisaldi della lotta alla mafia, come il sistema dei collaboratori di giustizia. I pentiti vengono delegittimati e si trovano a vivere grandi difficoltà nella loro nuova vita sotto protezione. I carabinieri e la polizia di Noto hanno fermato per tentativo di omicidio e detenzione abusiva di arma un 48enne di Ispica con precedenti di polizia che in via Cavour, dopo una lite in famiglia, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l'ex compagno della figlia 19enne senza colpirlo. Dopo alcuni minuti l'indagato ha sparato altri 5 colpi di pistola verso l'abitazione del giovane. Secondo una prima ricostruzione, sabato pomeriggio sarebbe avvenuta una lite tra la figlia del 48enne e l'ex fidanzato. L'ennesimo furto con escavatore lascia allibiti e fa riflettere sulla sfrontatezza dei rapinatori. Il colpo va a segno davanti agli abitanti di una intera strada che di nascosto riescono anche a riprendere il fatto, mentre i malviventi hanno la prontezza di replicare a una signora e dicono: signora tranquilla, ce ne andiamo, abbiamo finito il servizio. Ormai è da anni che raccontiamo i furti di bancomat con escavatore, un modo che è stato messo in atto in diversi centri della Sicilia, ma anche in altre parti d'Italia, dalla città al piccolo comune. L'ultimo poche ore fa a Scordia nel Catanese. Queste sono le immagini girate da un signore svegliato alle 5 del mattino, così come tanti altri in quella via, dal frastuono in strada. Immagini che hanno fatto ancora una volta il giro dei TG e dei social, la via transennata come se ci fosse un cantiere e i rapinatori con felpe e cappucci mentre sfondano il muro della filiale Unicredit, mentre caricano il bancomat su un camioncino e mentre se ne vanno via, chiedendo pure scusa a una signora che si era affacciata per il baccano fa. Certo, da un lato la paura di chi abita nelle vicinanze, è difficile che si possa intervenire in una situazione del genere se non per chiamare la polizia. Dall'altro però la cosa che ancora una volta lascia interdetti è la sfrontatezza dei malviventi, quella sicurezza, come se avessero una sorta di impunità che invece ovviamente non c'è. Oltre ai furti negli anni abbiamo raccontato anche di arresti. Un escavatore non è una bicicletta, l'abbiamo sentito il rumore, e anche nella velocità nel procedere nell'azione delittuosa, il video dura 2 minuti, poco più ce ne avranno messo per organizzare il tutto, una pattuglia delle forze dell'ordine potrebbe sempre essere dietro l'angolo a intervenire, ma di questo sembrano quasi non curarsi. Carusi, credetemi, mi tremano le gambe. Carusi, mi tremano le gambe, dice il signore che ha ripreso la rapina, mentre i malviventi scompaiono col bottino, lasciando un palazzo sventrato e una strada allibita. A Catania, periferie dimenticate, vi mostriamo il Libri in Tour, un viaggio nei disservizi di un quartiere sempre più ai margini. I cittadini sono davvero esasperati. Tonino De Mana. Signor Sindaco, ma perché ci ha abbandonati qua a Librino? Guardi che qua ci sono persone civili. Lo hanno chiamato Libri in Tour ed è un giro poco naturalistico nella periferia di Catania, sempre più abbandonata e sempre meno sicura. L'ennesimo grido d'allarme, neanche a dirlo, arriva da Librino. Si va dagli orti urbani senza acqua alle sere senza autobus perché oggetto di sassaiole e si prosegue con i giardini verticali dove accanto al bosco appare un'enorme discarica, impossibile spostarsi anche in carrozzina. Ho sempre bisogno di qualcuno che mi accompagni, mi dia una mano, perché comunque anche scendere un marciapiede semplicissimo è impossibile. Non siamo cittadini di serie B ed ognuno a Librino rivendica qualcosa. Ma siamo abbandonati a se stessi e un Librino continua ad essere serbatoio di voti. Autobus in transito presi di mira da balordi e colpiti a pietrate. Le autisti hanno paura. Ma invece di intervenire sulla sicurezza si interviene in altro modo. A fine alle 6 abbiamo l'auto, poi dopo siamo tutti chiusi a casa, non possiamo uscire, non possiamo andare in nessun posto. Io ho cercato per andare in parrocchia, devo chiedere aiuto a amici miei e portarmi a casa. E sono tempi duri anche per gli ortolani di Librino. Non avendo l'acqua ed avendo anche il terreno duro, come dicevo prima, cioè tutto viene molto più faticoso. Il piazzale che vedete doveva essere un laghetto, di fatto è già un deserto con centinaia di piante morte, non solo per siccità ma per assenza di impianto di irrigazione. Restiamo a Catania, dove enormi massi si sono staccati dalla parete lavica che sovrasta la circonvallazione. L'area in questione è stata transennata per motivi di sicurezza. Il cedimento avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Per fortuna al momento del crollo non stava transitando nessuno. L'improvvisa caduta di blocchi di pietra lavica ripropone il tema della sicurezza con tratti che necessitano di controlli per salvaguardare l'incolumità di pedoni e di automobilisti.
Al piano antisiccità in Sicilia, il via ai nuovi cantieri, distribuiti 1.000 litri al secondo in più in diverse città. Adesso si punta ad altri 100 milioni di investimenti su pozzi e condotte fatiscenti. Francesco Triolo. Pronti a partire i nuovi cantieri per affrontare il piano antisiccità in Sicilia. Mancano solo 2 tasselli tra le province di Agrigento e Palermo, ma per quanto importanti siano queste ultime opere, il cronoprogramma può dirsi compiuto, quantomeno all'epilogo. Dopo una settantina di riunioni operative dall'inizio dell'estate, le ripetute strigliate ai comuni, agli ambiti territoriali idrici e agli altri soggetti attuatori per accelerare i cantieri, sta per calare il sipario sulla fase A del piano regionale per la crisi idrica, messo a punto dalla task force istituita dal governatore Schifani, guidata dal capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina. Si tratta dei lavori emergenziali finanziati con la prima tranche dei fondi stanziati dal governo nazionale per lo stato di siccità che ha colpito l'isola, 20 milioni di euro, utilizzati in prevalenza per la riattivazione o lo scavo di nuovi pozzi che da metà giugno fino a ottobre hanno garantito 1.000 litri di acqua in più al secondo nei territori. Contestualmente è iniziata la fase B, finanziata dalla seconda tranche di 20 milioni messi sul piatto da Roma e 80 inseriti nel bilancio regionale. La terza parte del piano è quella relativa ai 3 dissalatori in disuso tra Gela, Porto Empedocle e Trapani. Servono 90 milioni di euro al Fondo Sviluppo e Coesione, 10 alla Regione. Poi si ragionerà sui lavori a lungo termine. In tutto questo c'è sempre l'allarme per la diga dell'Ancipa. Il 15 novembre, ha detto Cocina, verrà interrotto il prelievo per tutti i comuni. Un video per mostrare come sarà il nuovo waterfront di Messina. Le immagini suggestive del progetto che servirà a riqualificare tutto l'affaccio a mare sullo stretto verrà infatti presentato in Cina, in una delle più importanti fiere per investitori. Il servizio. Lo slogan che viaggerà sino a Shanghai è «La tradizione che incontra il futuro». Messina vola in Cina in una delle fiere più importanti a livello mondiale, col duplice obiettivo di farsi conoscere e di provare ad attrarre investitori. E sarà il progetto del nuovo waterfront a fare bella mostra di sé attraverso un video che mostrerà la città anche in chiave turistica oltre che di sviluppo. Una promozione importante per Messina che si spera possa attrarre investimenti. Messina in questi anni, grazie a chi ha creato una solidità finanziaria in questo ente, si sta autopromuovendo per quello che è, che magari molti non conoscono. Credo che in questi anni stiamo dimostrando di essere capaci come città di fare tante cose, e farci vedere all'estero serve anche per un'appetibilità di investimenti che serve alla nostra città come tante altre città. Un'idea nata e cresciuta negli anni grazie al supporto del presidente di Confimprese Guido D'Amico, che ha inserito il progetto messinese nella presentazione che verrà fatta a Bank of China. Si tratta del progetto integrato per la ristrutturazione e la riqualificazione urbana della stazione marittima e della via Santa Cecilia, un'area di circa 4 km fronte mare che verrà riqualificata con un centro servizi, parco del mare, area business, sport, spiaggia attrezzata, cluster scolastico, piazze, parchi, piscine ed un centro direzionale. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlarvi dell'agitazione che in questo momento sta colpendo i lavoratori di Caronte and Tourist per le isole minori. A tra poco. Agitazione per i lavoratori di Caronte and Tourist. La Regione non ha ancora onorato il debito nei confronti dell'azienda e questo porterà conseguenze per tutti i dipendenti marittimi e amministrativi. Ma sentiamo il dettaglio nel servizio di Desire Ferlito. Lavoratori in ansia per la comunicazione di Caronte and Tourist sui mancati pagamenti della Regione e sugli aspetti conseguenziali che tutto ciò determinerà ai loro danni. L'azienda infatti erogherà solo il 50% delle retribuzioni a tutti i dipendenti marittimi e amministrativi, sul piede di guerra ai sindacati. Ancora una volta i lavoratori vengono messi nel tritacarne e nel mezzo tra un mancato dialogo tra la Regione e la stessa Caronte, che alla fine ne fanno le spese i lavoratori. Il sindacato ha chiesto un urgente incontro all'assessore di riferimento affinché si possa trovare una soluzione. Troppo spesso si ripete lo stesso copione, dichiarano i segretari generali e regionali di FILT, CGIL, FIT e UIL Trasporti.
La società Caronte Tourist Isole Minori lamenta i ritardi nel pagamento dei servizi di trasporto marittimo verso e dalle isole minori della Sicilia e l'assessorato alle infrastrutture ribalta le responsabilità sulla società e sulle procedure istruttorie della stessa non sempre corrette. Siamo alla farsa, proseguono Grasso, Giordano e Di Cristina. I lavoratori finanziano con le loro retribuzioni e con il loro lavoro il diritto alla continuità territoriale via mare della popolazione delle isole minori, a fronte di concessioni statali e regionali che elargiscono un flusso di risorse economiche milionario. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di musica, è un talento tutto siciliano, parliamo di Tom Sinatra, dal programma di Rai 2 I Fatti Vostri al nuovo singolo, un singolo che racconta di una storia d'amore, una leggenda d'amore, ci dice tutto in questo servizio Desiree Ferlito. E adesso ci fermiamo ancora, in chiusura del telegiornale, un'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Siamo al calcio, oggi derby, giornata appunto di Catania-Messina con rossazzurri in emergenza per la sfida con appunto il Messina, squadra da inventare per Toscano che in extremis recupera D'Andrea, il match del Massimino, andrà in onda in diretta, in chiaro e in esclusiva su Telecolor a partire dalle 18:30. Tonino De Mana. In emergenza, con scelte obbligate, ma con il necessario bisogno di fare punti dopo la sconfitta con il Latina e il pari di Torre del Greco. Vietato sbagliare per il Catania che al Massimino, calcio d'inizio alle 19:30, sfida un Messina che non sta bene in classifica anche se i derby sfuggono ad ogni logica. Infortuni e squalifiche hanno ridotto all'osso l'organico rossoazzurro, tanto che per stilare la lista dei convocati, mister Toscano ha dovuto consultare lo staff medico che, in extremis, ha dato il via libera ad D'Andrea. Indisponibili invece Celli, Di Tacchio, Lunette e Sturaro. Out per squalifica Quaini e Guglielmotti, che ha pagato pesantemente il doppio giallo con la Turris. Ne prende atto, ma non vuole alibi toscano. In questo momento non siamo tanto fortunati, tra squalifiche, tra decisioni arbitrali, tra indisponibili, però dobbiamo essere più forti anche di questo. Deve sopperire a questa situazione che, ripeto, è oggettiva, non è che lo dico io, è una cosa oggettiva. Dando qualcosa in più, facendo qualcosa in più, perché i derby, i valori si azzerano, li vince chi vuole fare la storia dei derby e noi dobbiamo avere questa voglia. Catania-Messina sarà il primo grande appuntamento con le dirette in chiaro ed in esclusiva su Telecolor. Collegamento con il Massimino un'ora prima del match, con le interviste del pre-gara, poi la telecronaca della partita e le interviste flash nell'intervallo e a fine gara. In conclusione del match, in anteprima, le voci dei protagonisti. In casa del Messina tutti convocati tranne lo squalificato Marino per il derby, appunto ancora dubbi sulla formazione e tra poco il Trapani in campo a Giuliano. Sergio Colosi. Il Messina non ha vissuto la solita vigilia del derby, clima surreale, tifosi in rotta con società e squadra, meno sostegno del solito, tecnico e calciatori sempre più soli e insicuri, dopo che Avellino e Cavese hanno tolto il velo dietro cui si nascondeva la mediocrità giallorossa. Soltanto un risultato positivo potrebbe riportare un pizzico di serenità, ma i problemi sono strutturali e la squadra è sull'orlo di una crisi di nervi. Tutti convocati tranne lo squalificato Marino. Modica potrebbe scegliere la difesa a 3, che lo costringerebbe ad utilizzare insieme a Manetta e Rizzo Ondir, uno dei tanti oggetti misteriosi. In un centrocampo più robusto a 5, Lee e Ortisi sulle corsie esterne, con Frisenna, Anselmo e Pedicillo in mezzo. Petrucci è con la squadra ma non sembra pronto, anche se le prestazioni di Anselmo impongono un recupero accelerato dell'ex Brindisi, condizionato dalla pubalgia. In attacco Anatriello torna dall'inizio con Petrungaro. L'alternativa è il 4-3-3, senza Andir in difesa e con Pedicillo più avanzato. Trapani in campo tra poco a Giuliano. Dopo la decisione del TAR, stadio aperto ai tifosi. Ai Granata serve un buon risultato per evitare un nuovo ribaltone in panchina.
Alla Serie B il Palermo oggi al Barbera affronta il Cittadella. Brunori torna tra i disponibili ma partirà dalla panchina. Sugli spalti anche Fabrizio Miccoli che torna al Barbera dopo tanti anni. Marco Gullà. Servono gol e punti al Palermo che ormai è arrivato al primo bivio della stagione. Nel match di oggi pomeriggio al Barbera contro il Cittadella la formazione rosanero deve necessariamente vincere se non vorrà perdere il treno delle prime in classifica. Pisa, Spezia e Sassuolo vanno veloci, il Palermo ha invece un ritmo ondivago, troppo discontinuo. La gara di Mantova plastifica il momento dei siciliani, insomma serve una svolta, ma al di là della penultima posizione in classifica il Cittadella è comunque squadra insidiosa. Ha una sua identità ben chiara e ce l'ha anche quest'anno. Poi ci sono dei momenti del campionato dove magari le cose vengono meno e credo che questo sia il momento che sta vivendo il Cittadella, perché poi io vedendo anche l'ultima partita contro la Sampdoria la riconosco totalmente. Anche i miei precedenti tra virgolette che contano molto meno contro il Cittadella sono simili a quelli del Palermo, perché il Cittadella è una squadra che in Serie B vende cara la pelle. Brunori è convocato ma partirà dalla panchina. Henry terminale offensivo con Insigne e Di Francesco sulle corsie esterne. Al Barbera oggi un tifoso d'eccezione. Fabrizio Miccoli torna nello stadio che lo ha consacrato dopo anni bui in cui ha conosciuto anche la galera. Per lui oggi una speciale standing ovation della tifoseria rosanero. E una notizia prima di chiudere ad Acireale. Questa mattina tifosi della Curva Sud insoddisfatti per le difficoltà della squadra granata, penultima nel campionato di Serie D, con 5 sconfitte in 9 gare. Hanno sfilato in corteo da Piazza Garibaldi a Piazza Duomo, dove hanno incontrato il sindaco Barbagallo che ha ascoltato le loro preoccupazioni legate in particolare alla gestione del club da parte dell'attuale proprietà. E con queste immagini si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona domenica.